Siamo in compagnia del mister Filippo Frati, mancano pochi giorni alla sfida con il Mogliano e quindi ti chiedo appunto come vi state preparando per questo grande appuntamento. Abbiamo cominciato la settimana curando un po' il nostro gioco in generale, pensando un po' più al nostro di gioco, e ci siamo poi concentrati in questi ultimi 2 giorni sul gioco che fa Mogliano, su quello che ha fatto vedere in questo campionato, su quello che ha fatto vedere contro di noi, e quindi stiamo curando un po' i dettagli, proprio analizzando situazioni di gioco da fasi statiche, e poi lo sviluppiamo in allenamento, qualcosa di mirato a questa squadra che sta giocando un buon rugby, ha disputato un buon campionato e merita di giocarsi questi playoff. Quest'anno contro il Mogliano 2 partite, una vittoria a testa, però si può dire che voi siete i favoriti del pronostico. Questa cosa pesa un po' nell'ambiente? Ma favoriti del pronostico, se guardiamo la classifica, noi abbiamo fatto 68 punti e Mogliano ne ha fatti 58. È una squadra che penso insieme a noi e forse al Calvisano pratica il rugby migliore, il rugby anche più spettacolare, una delle squadre che giocano di più. I favori del pronostico ci stanno. Noi avevamo dichiarato all'inizio dell'anno che il nostro obiettivo era appunto giocare questi playoff. Loro, mentendo, hanno dichiarato che l'obiettivo era la salvezza, sapendo benissimo comunque che avevano una squadra attrezzata per poter competere e raggiungere questi playoff. Va da sé che i favori del pronostico alla fine della giornata non contano niente, bisogna giocare le partite e bisogna vincerle. Il vostro è un rugby che predilige, diciamo, il gioco offensivo. In vigilia, in virtù di un appuntamento così importante, sarete più guardinghi oppure applicherete sempre la vostra mentalità classica? Ma guarda, come ho detto prima, giochiamo contro una squadra che fa del gioco, è molto votata al gioco d'attacco come noi. Hanno fatto 489 punti subendone 289, noi ne abbiamo fatti 554 subendone 311, quindi abbiamo una media noi di 30 punti a partita, loro di 26. Va da sé che loro però ne hanno segnati un 130 contro San Gregorio e Reggio nelle ultime partite, quando valevano un po' poco questi scontri. Giocheremo la nostra partita, spero che non ci faremo condizionare dall'importanza del risultato in palio, e anche perché abbiamo visto che quando facciamo le cose che sappiamo fare i risultati arrivano, per cui non dobbiamo farci intimorire dalla portata e dall'importanza di questo risultato. Al di là di come andranno a finire questi playoff, questa è stata la tua prima stagione sulla panchina dei Cavalieri. Come l'hai vissuta a livello personale? È stata una bella esperienza? Sì, l'ho vissuta, direi bene. Sul piano personale i punti interrogativi erano più che altro legati al fatto che lasciavo la mia famiglia a Noceto e quindi facevo un po' il pendolare, 2 volte alla settimana andavo avanti e indietro, vivevo qui, però direi che un grosso merito va a mia moglie Elisa, che comunque con 3 bambini ha portato avanti lei la famiglia, quindi i sacrifici grandi li ha fatti lei, colgo l'occasione per ringraziarla di tutto quello che ha fatto durante questa stagione. Mi ha fatto stare tranquillo e concentrato solamente sul mio lavoro. I risultati fino a qui sono arrivati, siamo la squadra che ha fatto più punti di tutti, è bene ricordarlo, con un allenatore nuovo, con un riassetto, diciamo, organizzativo, societario, dallo staff medico, dallo staff di preparatori atletici, 14 giocatori nuovi. E quindi sì, a parole sembrava tutto facile, siamo stati molto bravi a far sì che le parole diventassero realtà. Quindi rimane anche il prossimo anno? Sì, ho un contratto per altri 2 anni, quindi conto di rimanere questi altri 2 anni, e perché no, per il futuro. È una città che mi piace, è un ambiente che mi piace, con grandissimi margini di miglioramento. Il nostro presidente, come insomma, è sotto gli occhi di tutti che quello che promette mantiene. Ci sarà a breve la cittadella dello sport che darà, ripeto, ancora più migliorie a quella che è la nostra società, il nostro club.